Non accenna a fermarsi in provincia di Agrigento la serie di atti intimidatori ai danni di sindaci e amministratori. Dopo Licata, Porto Empedocle e Ribera si registrano minacce all'ex deputato regionale del PD Giovanni Panepinto, ex primo cittadino di Bivona, oggi presidente dello SMAP, Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani e segretario comunale a Lampedusa e a Godrano. È accaduto a Cianciana, dove sabato sera era impegnato nella presentazione della lista civica Insieme per Cianciana a sostegno del candidato sindaco in quota PD Salvatore Sanzeri. A pochi passi dal comitato elettorale in corso nazionale ha lasciato regolarmente posteggiata la sua autovettura, una BMW X1. Un paio d'ore dopo la scoperta, ignoti hanno tagliato le 4 ruote della sua auto. Panepinto ha poi formalizzato la denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri della sua città, Bivona. Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un atto intimidatorio, un gesto mirato contro Panepinto perché lungo la via c'erano diverse vetture posteggiate. Chi pensa che possa lasciarmi intimidire, ha commentato Panepinto, per 4 ruote tagliate, non mi conosce bene. Nell'esprimergli vicinanza e solidarietà politica ed umana, afferma la CGIL agrigentina, non possiamo che auspicare che si accertino e puniscano i responsabili di questo clima di violenza. Occorre isolare i violenti e ritrovare la via di una dialettica politica che è aspra ma sempre dentro i confini della civiltà e della legalità. Torniamo ad augurarci, conclude il sindacato, che le forze migliori di questa terra possano conoscere una stagione di unità e mettere in campo una strategia condivisa in grado di affrontare, risolvere e prosciugare l'enorme disagio sociale ed economico. Attestato di solidarietà anche da parte del segretario provinciale del PD Peppe Zambito, che scrive: conoscendolo sono certo che continuerà a svolgere la propria azione politica nell'interesse del territorio. Credo che ormai siamo ad un livello di vero allarme sociale che non va sottovalutato. Poi aggiunge: mi preoccupa che in diversi comuni della provincia chiamata al voto del 10 giugno i circoli del PD hanno deciso di non partecipare alle competizioni elettorali. La politica tutta, conclude Zambito, è chiamata a riflettere su questi fenomeni che minano la convivenza civile e bloccano un sereno sviluppo delle nostre comunità.